Eccoci qua. E siamo in live. È tutto a posto. Allora, Gianmarco, piccola introduzione. Così nel frattempo ci accertiamo che tutto va. Allora, il piano era il seguente. Questo titolo ci è stato gentilmente offerto dalla libreria familiare di mio fratello Peppino, che l'aveva prenotato, messo da parte, era pronto e tutto, solo che il gioco non poteva essere preacquistato. Ok. Non era possibile preordinarlo. Ok. Noi abbiamo controllato oggi, c'era l'ora di rilascio prevista che era per le 18, perché Steam diceva disponibile tra 3 ore, erano tipo le 3. Allora, le 18. Allora, con un piano diabolico, mentre lui era al lavoro, per comprarlo su Steam e farcelo sbloccare per giocarlo stasera, noi eravamo rimasti in un certo modo. Quando all'improvviso alle 3 e qualcosa, 3 e mezza, 4 meno qualcosa, dai, mettiamola così, lui è entrato all'improvviso in camera, l'ho sbloccato, mi è arrivato l'email, l'hanno rilasciato prima. A posto, fatto, Perfetto. fatto, Perfetto. fatto. Tutto pronto, l'ho settato e dovrebbe funzionare sia audio che video. C'è un video all'inizio. Cerchiamo di capire. No, non ho chiuso subito, mi sono solo accertato che si avviasse. Mo ci mettiamo con calma e capiamo. Al lancio sono solo disponibili più di 1000 combinazioni oggetti, cazzi e mazzi. Vabbè, una sciocchezza. No, beh, roba una sciocchezza. Allora, io lo avvio. Neogenix. Chissà come si chiamerà un gatto per partire proprio, un nome di uno dei amici, quale sarà? Posso solo Francescone, ma è inutile che ce lo neghiamo questa cosa, Gianmarco. Allora, sì, mi accendo. Però aveva detto connected. No, e non se le era prese come effettive. Ok, c'è un professore. Questo è Gappi. Però non sta passando l'audio. No? No. Allora aspetta, chiudi il gioco, così. Allora, tanto aspetta, è solo musica al momento. Aspetta un attimino, fammi vedere. Tanto mo si arriva al menu principale. Ecco qua. Allora. C'è un pulsante miau, non... Pulsante miau. C'è un pulsante miau. Perché qui è settato correttamente, ma l'audio, che prima si prendeva, attenzione, io ti fotte così, aspetta. Ce lo andiamo a prendere noi. Ecco qua. Allora, ma aspettiamo pure se arriva qualcuno e se ci dà indicazioni per gli audio. Allora, colonna sonora molto azzeccata. Fino a qua. Vediamo. C'è anche la cacca di Guppi. Allora, impostazioni. Vediamo un po'. No, vediamo un attimo. Lingua italiana, sì. Animazioni di accoppiamento normali, sicure, casuali. Casuali. Ma sì. Casuali. Seleziona automatica azione base. No, per selezionare caselle vuote è necessario un doppio clic al momento. No, numero massimo di stati visualizzati. Ok. Qua lasciamo non tutto. So, no, al momento qua lasciamo tutto mettere così. Magari salvataggi tipo a 10 minuti se si può mettere, giusto per stare più. No, è il minimo 15 minuti. Vabbè, ok, impostazioni video. Che si è robato. Qua lasciamo tutto così, vediamo, ma penso che dovrebbe girare senza problemi. Musica. Magari esatto, teniamola solo un po' più bassa per non stonarci. Ecco qua. Questo più l'audio così e dovrebbe essere medio. Mo vediamo un attimino, se no proviamo prima così e vediamo poi quello che ci dicono in live. Allora, miau. Miau. Succede qualcosa se premo in giro? Pure stavo pensando a questo punto, però. Allora, gioca. Che tubol selezioniamo, Gianmarco? Fammi pensare, allora. Facciamo una cosa, la giochiamo così. Fai conto che questi sono 3 Power Ranger. Siamo io, te e Francesco. Ok. Fai conto, dato che tu sei lo streamer in questo caso, il canale tu sei il rosso. Facciamo così.
Ok, Io sono vabbè. il vice, Ok. quindi sono il blu. Ok. Francesco fa il giallo. Quindi a questo punto, in suo onore, ti direi facciamo il giallo. È giallo sì. Eccolo qua. È giallo sì. Allora, mo capiamo. Mo proviamo. Salve. Scienza. C'è la scienza. Ti ho fatto paura, vero? So quanto possa essere spaventosa una parola come scienza di questi tempi. Ma fidati di me quando dico che a volte la scienza può essere una buona cosa. Prendi questo tavolo, per esempio. È stata la scienza a creare questo tavolo e il pavimento su cui si poggia. Va bene. C'è persino chi crede che la scienza abbia creato te e me. Potenzialmente. Ma sto divagando. Quello che stavo cercando di dire è che anche i gatti sono una scienza. Ok. Aspetta che non usciamo in live. Oh no. Ok, siamo usciti. Tutto a posto. Fatto. Prego, mi perdoni. Non si preoccupi. Una scienza che ho inventato io, Thomas A. Baynes. Cosa Ok. c'entri tu con tutto questo? Beh, si dice che in giro la felinologia sia il tuo campo. Assolutamente. Assolutamente. So che non ci conosciamo da molto, ma scommetto che se io e te unissimo le nostre menti potremmo davvero cambiare il mondo. Con i gatti! Ora dai un'occhiata a questi splendidi esemplari. Questo è il mio ultimo lotto, Va appena bene. sfornato dalle vasche biologiche. Ce ne due, un maschio e una femmina. Fidati, presto scoprirai il perché. Allora, così. Allora, abbiamo Mara, Sì. Kito e Bobberi. Allora, Kito da Kito e Beav penso che sia proprio la primissima scelta e su questo No. non si discute. E io Vai, ti proporrei Mara perché è il persona a forma di pisello. Ah, Mara. E Mara sia. Cos'è E Bobberi tu hai che detto non va? scegliene due, che Vabbè, vuoi? aspettavo che ti lasciassi uscire il meglio del gruppo. E che ne sappiamo? In che senso i pezzi? Ah, si va dal produttore al consumatore qua, va bene. La natura è crudele. Ma non deve esserlo per Va bene. forza. Anzi, penso che con il mio cervello e la tua capacità di scegliere gatti non proprio perfetti, potremmo davvero cambiare le cose. Con i gatti. Con i Va gatti. bene, perché no? Diamine, con abbastanza gatti scommetto che potremmo riuscire a invertire il tempo, forse persino rendere impossibile morire. Non so. Tutto ciò di cui ho bisogno è una bomba atomica, del sangue radioattivo e un po' di olio di gomito. Va bene. Va bene. Decido di raccoglierne un po' dai gomiti di Bowberry prima della cremazione. Ora vai, mia creatura. Avventurati nel mondo e fai incetta di gatti. Acchiappali tutti. Allora, abbiamo i due gatti. Siamo sul Abbiamo una sentiero. mappa, soldi, cibo, zaino. Allora, Kito c'ha sputo. C'è proprio Pokémon, stiamo Sì. facendo. Ok. Un attacco a sputo a raggio d'azione infinito che infligge. Ok, attacco base con range infinito. Autostima. Tiene un aumento casuale di una statistica ogni volta che Ok, manda lui si KO baffa un'unità. facendo KO. Attacco corpo a corpo. Attacco in unità adiacente. Ok, C'è Mara, rotolamento. Rotola fino a una distanza di 3 caselle. Sangue caldo. Ok. C'è tiro corto a parabola. Spari contro unità e ostacoli. Che così vuoi leggere cos'è quel numero è il numeretto sotto? Ti chiede 4 di No. vortice? Mo dobbiamo capire, penso col Vabbè, fight mana. ci farà il tutorial. Mo. Vai. Allora, noi dobbiamo andare avanti nella mappa. Allora. Il bottone d'amore, Ok. mi chiamo Lui è poi... Senti, ok. Va bene. Noi siamo nella contea di Bomb. Siamo a bomba. Ok, Quindi come si ascolta. combatte? Sì. Ok. Va bene. Inizio battaglia. Ok, chi c'ha la zampa sopra è il turno Ok, di quel personaggio. Ah, ok, il mana per le azioni. Questo è l'attacco base. Ok. Ci si muove una volta per turno. Ok. E poi premiamo sulla casella su dove andare. Ci fa È vedere un Midnight Suns l'anteprima. coi gatti, Sì, così. sì. O un Fire Emblem, alla fine. Allora, noi ci avviciniamo. Andiamo là. Andiamo qua. E mo lo attacchiamo. Fase 2, attacco. Attacco base una volta per turno. Ok. Noi prendiamo qua. Si attiva la zona. Attacco. Miau.
A posto. Abbiamo ottenuto il bonus per l'abilità sì, che abbiamo letto prima, per la passiva. Ok. A posto, quindi gli è salita la forza. Ok. E ti fa vedere da là. Ok, a posto. Cioè, ma qua abbiamo ore. Mamma mia, oggi e ore. malamente. E ore. Abbiamo trovato il modo di fare live tutte le sere, mettiamola così, perché qua Potenzialmente per sempre. se ci facciamo una run a sera, qua ci abbiamo molto da fare. Oggi stai contando che potenzialmente potrebbe essere il più lungo di Isaac, sono centinaia Va e centinaia bene, di ore. va benissimo, va bene. Ma Ce l'abbiamo a questo oggi punto. Macmillan. Allora, ne 2026 abbiamo solo con di uno, botto, assolutamente. Questo è il costo in mana, 4. perfetto. Ok, E tu il c'hai mana è che- questo qua. Ok, Ok. ok. Alla fine del turno guadagni un valore di mana pari alla tua intelligenza. Ok, quindi più intelligente un gatto, più mana dobbiamo recupera. vedere le build Più fatte 5. bene, lo zio, allora. Ok, ma qua dobbiamo capire solo come funziona il tutto. Allora, un attacco a distanza. Ok, riusciamo pure a vedere sta cosa qua. Quindi, se noi mettiamo qua... ti fa vedere giusto anche l'anteprima dell'attacco. Top. Noi al momento di Non là non ci possiamo arriviamo. Mettiamola Facciamo qua. solo così. No, non ce la facciamo. Tom Tom tom. Tom. Ok. Costa solo 4 di mana e tu ne hai 5. Clicca sul rotolamento e poi rotola il più vicino possibile a quella cosa. Quindi che vale come un movimento, ma in abilità extra. Sì. Noi riusciamo a fare rotolamento e ci spostiamo. E visto che siamo ancora nel turno possiamo attaccare. Esatto. Ok. Via. Ok. Sì, sì. Ma adesso ci attacca lui. Ai. Ok. Ok, noi ci possiamo avvicinare. Ci abbiamo il mana per sputo. E sputo prende... raggio infinito e fa un danno. Davvero un ottimo sputo. Ah, è vero. Incantesimi ti puoi spammare se c'hai il mana, giustamente. E che sia bello denso. Attenzione. Vai. Sputol. Fatto, meno 1. Funziona. Ottimo lavoro. A questo punto confido che tu possa completare il resto del combattimento senza aiuto. Quindi vado a nascondermi tra quei cespugli per giudicarti da lontano. È onesto almeno. Allora, a sto punto, movimento. Andiamo corpo a corpo. Andiamo qua. A buffalo di carocchio, così. Finiamo il turno. Vado a Mara e shottiamolo. Bam. A posto, morto. Vittoria. Complimenti, così. In 2 round. E in base alla fortuna, più i turni fatti, abbiamo dei bonus. La fortuna del principe. Ok. Ok, e salgono di livello. Così qua ci facciamo malissimo, ma in senso buono. Allora, ti faccio una proposta. Sì. Noi ora abbiamo 2 gatti. Tu ti buildi Kite, io mi buildo No, Mara. ma questi mo ce li fa morire subito per farci fare la spada nostra. No, ti dico per il momento, poi dopo vediamo. Allora, danno effetto sopra l'abilità passiva, ok. Ora leggi cosa fa scottatura, infliggi bruciatura, eccetera. Quindi dice, guarda, vedi tra le passive quello che c'hai, fatti le build, ok. Sangue caldo le fa bruciare ancora di più. Quindi se ne mettiamo scottatura, il funerale è il tuo. Ok, ti dà libera scelta. No, allora, possiamo mettere varie cose, pure un'unità adiacente di 2. Ok. Bisogna generi un escremento su una casella adiacente, quindi le combo H torneranno più forti che mai. Se no 2 di scudo. Scottatura. Vabbè, per ora andiamo di build scottatura. Ok, e quindi andiamo avanti. Col cibo che si fa? Ogni gatto è diverso, quindi controlla sempre cosa fa l'abilità passiva del tuo gatto. Le abilità passive di un gatto possono decretare il successo di una partita e le combo ti porteranno alla vittoria. Fai sempre caso alle abilità che creano combo. Assolutamente. Allora, folio. Il folio. Allora, Batch ti blocca la strada. Dovresti usare la forza bruta o il cervello per superarlo. Controlla le tue statistiche per capire le probabilità di successo. Contando che abbiamo 3 a forza e 8 a cervello, forse direi. E guarda, ti fa vedere pure in base a così subito vedi. Dice braccio cacca. Vedi c'è la cacca dietro. Allora, è questo. A
posto. Mara indica scaltramente dietro Baccio distraendo. Oh, ma guarda che furbizia, sei fortunato ad avere un'intelligenza così alta, altrimenti ora staresti sgranocchiando rocce. Mara ha preso l'oggetto sacchetto di erba gatta piccolo. Sarà un oggetto di cura? Vediamo. Ottieni 7 mana. No, dal mana da. È forte, oggi 7 allora, di mana è la cascia. Un bastone. Che ok, lo possiamo equipaggiare? Vediamo. Sì. Allora, ma l'hai messo a lui, che fa per il bastone? Allora, un attacco corpo a corpo con +1 di portata, 4 utilizzi sì, no, rimanenti. così. Cioè, è l'attaccante fisico. Ok. A lui. Boss fight. Boss, aspetta, meglio non affrontare questa boss fight senza un'adeguata preparazione. Fatto. Devo mettere pure questo. Ah, allora si va equipaggiato pure l'oggetto. E glielo puoi usare solo se equipaggiato. Questa è una cosa da ricordare. Ok. I pelosetti miamosi versus Ciottolone. Però come si deve? Signor Ciottolone, salve. È stato io stesso Ciottolone, vedrai? Va bene, fammi dire cosa sei fatto. Ok. Allora. È un ottimo consiglio. Prima di lasciarti il palcoscenico, attacca le spalle per infliggere più danno. Eccoci qua. Prima meccanica. Signor Cucciolone. Ok, la pietra che blocca una casella? Sì. Ok. Allora, con questo possiamo attaccare come oggetto. Tu paradossalmente, tipo una build cacca, puoi intrappolare un nemico e non farlo più muovere. Allora, questo lo spostiamo qua e gli facciamo recuperare un pochettino di mana. Ok. Cazzo. Nose. Puttana tesoro. Ok, Mara. Teoricamente se fai rotolamento e gli provi ad andare addosso, gli fa danno? Proviamo subito. No, però lo possiamo attaccare alle spalle. Mica male. Ok. Insomma, però ci fa male. Potevamo usare il movimento. Qua si vedono i turni. Ok. Vabbè, così vediamo a chi tocca. Ok, grazie mille, signor Baccia, avevamo visto adesso, Si sposta, resta ancora di spalle. Aia. Dobbiamo togliere Kaito da là, così. Allora, aspetta, a parte che possiamo andare qua. Vedi, questo c'ha... Se tu ti utilizzi pure degli equipaggiamenti. Tu. Faccio pure questo. Pam! Ti disputo anche un attimino addosso. Le musiche sono bellissime. Sì, molto bello. Allora, dopo tocca a lui, però gli abbiamo fatto un bel po' di danno. Possiamo anche chiuderlo, che non usa il mana. Figlio di bottana, ha spinto la pietra. La puoi spingere anche tu? Dobbiamo vedere forse se non c'è un'abilità. Allora, movimento. tu vai qua. Là. No. Cazzo di mana. Prepariamoci qua. Okay. Guarda, per uno non ce la facciamo. Facciamo recuperare un po' di mana. Hai rotto un po' i coglioni, però a questo punto ti rifacciamo 1 2 suca 3 suca 2 no, vabbè, va bene, ci ha fatto poco danno alla fine. Ok, mo tocca a lei gli può andare addirittura di spalle. Sì. È fiamma, e gli facciamo una grande bruciatura dietro il popò. Ok, così ti dura di più. C'hai accecamento, attacco alle spalle e fine del turno. Sì. Anzi, aspetta, ne facciamo un'altra, dai. E sale a qua. Lo zio, aspetta un attimino. Capariamo, lo zio. Aspetta un attimino. Sì, vai. Caduta Massi. Torna tua sorella. Credo fosse scriptato, che gli ha fatto 999. Sì. È solo KO. Quando un gatto viene messo KO in combattimento subisce una ferita e una delle sue statistiche si abbassa permanente.
Sei un bastardone. Però va bene, va bene. Non lasciare che il suo corpo venga colpito troppe volte, altrimenti morirà definitivamente. Se gli altri tuoi gatti riusciranno a finire il combattimento, i tuoi gatti KO sopravviveranno. Quindi portalo a termine. Ma lo dobbiamo... Suka. Dobbiamo uccidere la gente. Allora, movimento alle spalle. Danni. Prenditi questo. Così c'è di nuovo e non ci vedi. Devi solo fare un'azione. A posto. Fatto. Fatto. Quindi perciò giustamente più gatti li cambi, perché a un certo punto perdono troppe statistiche. Allora, Mara è salita di livello 3. Possiamo fare potenziamento Zenkai. Ma è Dragon Ball. Se termini la battaglia con un punto salute, ottieni più una statistica casuale in modo permanente, inizi la battaglia successiva con la salute piena e aumento delle statistiche 3. Minchia, se te lo calcoli, oddio, ci sono mille cose così, Gianmarco, madonna mia, non ne usciamo più qua. Al tuo quinto turno ottieni aumento delle statistiche 3. Buonasera, quello. Quello, buonasera. Ottieni più 1 al danno ogni volta che metti a segno un colpo. Furia non è però lei non è fisica, per quello il fatto. Quando infliggi un danno pari a inferiore a 2 è sempre critico. Cos'è questo gioco? Questo è un grandissimo gioco, questo ce lo vedrete portare spesso nei prossimi giorni, che pian piano si sta dimostrando sempre meglio di quello che pensavamo. È il nuovo gioco dal creatore di The Binding of Isaac. È uscito oggi, mio fratello l'ha preso, quindi noi a Scrocco ci appoggiamo alla sua libreria di Steam e qui ci divertiamo. No, allora quello stiamo facendo il tutorial, già ci sono tante cose belle. Allora siediti, guardatelo con noi, perché qua ci divertiamo ed è facile che dobbiamo dare i nomi ai gatti, che di base noi dobbiamo addestrare i gatti per dominare il mondo, salvare il mondo. Non lo sappiamo ancora, ma vediamo che succede. Con quello Zippic è il numero 4. Quando infliggi un danno pari o inferiore a 2 è sempre critico. Questo va in combo con lo scudo che fa sempre 1. Quindi critti sempre. Questa però non è quella con lo scudo, è l'altro. Beh, non c'ha lo scudo. No, Mara. Quello là, la parabola. Ah, tu dici per il tiro a parabola questo qua. Che fa questo no, questo fa 5, è lo sputo che fa 1. Questo è l'attacco normale, allora sì. E allora statistica 3 al quinto turno. Sì, tanto li dobbiamo... Io penso che mo moriranno per farci iniziare in un certo modo. Scusa, ma 25 polli, Sì, allora quello è completamente flippato di cervello il gioco, ma nel modo buono del termine, è curato nei minimi dettagli. Questo è un gioco buono. Quindi noi dobbiamo affrontare i percorsi, quello che otteniamo lo portiamo a casa, e ora dobbiamo capire a casa che cosa possiamo fare per potenziarci. E già il gioco ci ha detto che dobbiamo fare accoppiare i gatti. E si salva da là. Ok. Ciao. Abbiamo finito e torniamo a casa. Quindi possiamo salvare anche nella mappa. Sì. Meglio. Ci possiamo regolare per le live e portarlo in un certo modo. Salve. Sì, sono io. È Mr. Tinkles, già Marco. Mr. Tinkles. Mr. Tinkles. Certo. No, ma assolutamente. Tutte le voci sono vere. Ah. Va bene. Ok, gli piace stare con le gambe aperte per il caldo. Sì. Lui sente caldo e apre le gambe, va bene. Ma che sto dicendo? Io sono perso. Lo possiamo chiamare Tom. Va bene. Sono gusti, ognuno apre le gambe, chiude le gambe, alza le braccia. Non lo so, ci sono pure quelli a cui piacciono le ascelle. I gatti che hanno già vissuto un'avventura sono in pensione. Ok. Non ci credo. Ogni volta dobbiamo portare nuovi gatti per fare una run. Questo significa che non potranno andare, quindi li facciamo mettere comodi. Allora, Kito la mettiamo qua, Mara la mettiamo qua. Ok. Cosa succede quando si spengono le luci? Alla fine della giornata ogni gatto mangerà un'unità di cibo. Assicurati di averne sempre più che a sufficienza. Ok. Al momento. Quindi facciamo fine giornata. No, ragazzi, no. No. No, signore, ragazzi, minchia, in una notte, ma dai. Fammi dare i nomi, facci dare i nomi. Assomiglia sia alla mamma che al padre. Lui mo deve solo dire
dai un nome al cucciolo di gatto, è finita. Ok. Ma chi è questo? Non lo so, sarà un parente, non lo so, ma vediamo. Scientificamente accurato. Assolutamente, funziona così. Deve prima crescere. I videogiochi mostrano la verità. Quindi i gatti si accoppiano 24 ore dopo, c'è un bambino. Ok. Non mi pare manca a me, però vediamo un attimo come va. Dovrà crescere prima di poter partire per un'avventura. Quindi ci sarà un giorno di tregua tra i nuovi gattini e altro per poterli mandare in squadra. Ok. Ok. Lui è Mark. Mark. Ok. Puoi condurli in un'avventura per trovare altre provviste. Ti serviranno 4 grattini freschi per un'avventura, ma non ne hai ancora abbastanza. Quindi continua a concludere la giornata e a raccogliere randaggi finché non ne avrai a sufficienza. Inoltre puoi cliccare con il pulsante destro del mouse sul gattino per vedere se ha ereditato qualcosa dai suoi genitori e controlla le sue statistiche. Quindi statistiche. non è sicuro ereditare qualcosa. Allora, no. Ughi, fammi cambiare i nomi, dai. Fai vedere come senza collare. Ha preso sia un po' della forza del padre e un po' dell'intelligenza della madre, quindi questo già è più bilanciato. Allora, c'ha sputo e c'ha l'attacco corpo a corpo. Okay. E mo dobbiamo aspettare che passa una giornata. Marca? Lui è intelligente. Lui è età 2, i collari. Penso che daranno dei bonus e quant'altro li dobbiamo trovare. È un gatto, non si mette il collare. Potrebbe aver ereditato la clamidia, speriamo di no. No, non penso, non c'è ancora tra le abilità, ma è possibile, è possibile. Lui c'ha guardia. Riduce il danno medico. Ok, lui è tipo un mezzo tempo. Allora, facciamo fine giornata. Non è successo niente, tutto a posto. Ok, è cresciuto. C'è Tatiana. Tatiana scivolamento, rotoli fino a 2 caselli in diagonale e tiro corto, spari contro un'unità nel tuo campo visivo con 5 di danno. Che fanno perdonami, le statistiche me le fai leggere? Allora, forza, influenza l'attacco, destrezza, attacca a distanza, costituzione, salute massima e rigenerazione a fine delle battaglie, intelligenza per quanto mana si rigenera, velocità per l'ordine dei turni, carisma per il mana massimo e il mana iniziale, fortuna, colpo critico e tutte le casualità. Perfetto, okay. Allora, prendiamo pure Tatiana, a questo punto ce la facciamo. Ti servono 4 combattenti. C'hai... no, ce n'hai 3, lo il deposito. Dobbiamo arrivare a 6. Allora. Non è successo niente. Ok, qua. Con questo nuovo randaggio dovresti avere abbastanza gatti per partire per una nuova avventura. Li mettiamo nella scatola e li mandiamo fuori. Ok, mi sembra sempre più accuratamente corretta come cosa. Allora, quindi noi li prendiamo e li dobbiamo buttare dentro. Allora, Mark. E sono quelli là. Esatto, quelli senza corona. La corona della pensione. Vabbè. Allora, Tatiana. Mark. Cecchito. No, aspetta, con la corona no. Quindi tu. È quello fuori. Tu, Sepu, cioè concentrazione più 1 ad attacchi a distanza e c'ha il tiro corto. Lui è mezzo sniper. Sepu, guarda, tu entri direttamente da qua. Oi Gabri, buonasera. Bonsoir Gabri. Partenza. Allora, ecco qua, abbiamo i collari. Guerriero, cacciatore, mago e corazzato. Mo' gli dobbiamo dare un attimino le classi. Allora, sì, studiamoceli. Vediamo un poco. Allora, a distanza... Partiamo da Ughi. Ughi c'ha corpo a corpo. Allora, Ughi è bilanciato, è forte sia a distanza che fisico con 6. Lui pure c'ha 6. Mark è distanza intelligenza principalmente, quindi del tank. Spara da lontano, i cacciatori sono bravissimi a colpire. Più 3, più 2, meno 1, meno 2. Vabbè, penso lo puoi mettere e togliere per vedere come cambiano le statistiche. Allora, facciamo che lo mettiamo a Ughi, ad esempio. Ok. Però diventa molto lento, quindi attaccherà sempre per ultimo, mi sa. Però se ti becca... Wow, zio, è assurdo comunque questo gioco, porca troia. Vabbè, cioè, noi abbiamo di più da giocare. Ti dispiace? No, chi dice? Devono solo dare la possibilità di cambiare i nomi e sono contento. Sepu potrebbe fare il mago, forse?
Non so se hai visto, ho notato la gemma, hai visto che ho il server boostato? Sì, ho visto la notifica. Ci avevo fatto caso un attimino prima. È uscita da 5 minuti e mi è arrivata la notifica giusto. Ho visto pure gente che va e gente che viene. Corazzato no. Questo perderebbe uno a forza. No, forse conviene farlo guerriero. Allora. No, però tu di base... No, lui deve fare il tank, lo zio. Questo è tank. La guardia. Tu fai il corazzato sì. E via. Il tank. Sepu può fare... Sepu fa l'attacco, sì. Perché così ne becca 2 qua. E Tatiana va di mago. Il mago. Sì, perché poi di base tu dardo magico. La classe puoi anche non metterla, però. C'è anche da dire quello. No, difatti. Non sei allora mettiamo al combattente qua e mettiamo alla maga il mana. Sì. Va benissimo, ragazzi. Gli alfa pelosetti. Guarda che pettorali. Vai, siamo pronti. Il vicolo. Allora, andiamo avanti. Primo fight. E mo c'è gente. Però se vi avvicinate, guarda, poi non vi conviene a voi dopo. Allora. Tatiana è già buscata. Andiamo a mettere già un attimo in sicurezza. Ci sono le monetine da raccogliere, il cibo. Sono tanti nemici, non so giustamente, però c'è un team da 4. Bidoncino, genera oggetti casuali quando subisce. Da questo lo dobbiamo un attimino rompere. Sì. Se ci riusciamo. Poi se tanto basta lasciare un nemico in vita, oggi tu non sei costretto ad attaccare. Quindi puoi anche dopo palleggiartene uno e nel mentre ti apri le cose. Un che infligge danno e contraccolpo in un'ampia area. Gioco simile ma in versione carte c'è Hellcald. Questo qua è pure pieno di roba. Questo è uscito oggi ma verrà continuamente aggiornato. Sì, questo è poco ma è sicuro. Questo gioco ce lo porteremo per un bel po' davanti. Allora spara un bel di questo attacco e non mi hai fatto 5 morto. Via, arrivederci. Sì, tutto a tema gatti. Siamo qua dietro. L'onda non possiamo fare niente. Fine del turno. Allora, te ti possiamo spostare un pochettino di qua. Non puoi fare niente. C'hai come Hulk. Quando subisci danno ottieni più 2. Incazza, sì, ok. Moneta. Allora, tu inizi a prendere moneta. Non sappiamo a che serve. Vai, quello non ti preoccupare. Vatti a riposare. Tanto noi mo la sera stiamo riuscendo a tornare. Ci becchiamo nei prossimi giorni senza problemi. Vai proprio tranquillo. E riposati, testa di vitello. Sempre sia lodato. Allora, se è possibile, i nemici attaccheranno te invece dei tuoi alleati. E poi l'attacco a 40 HP Mark. Va messo in mezzo lui. Gioco, sai se c'è. Ah no, questo non esce l'anno prossimo in per console. Vabbè. Sì, già, ma questo poi quando esce? No, io siamo cazzo subito in Coppa PlayStation. Ma proprio subito. Allora. Però ci vorrà tempo. Vabbè. Peccato. Chi ha tempo non aspetti tempo. Noi lo iniziamo qua. No, poi tu te lo puoi prendere. Perché titoli così, se non supportiamo questi. No, cioè, ci vogliono tutte sotto un momento. Allora. Magia. Diciamo che se facciamo così. Quest'altro ce lo siamo tolti da mezzo e possiamo fare anche l'onda magica. E fa 3 di danno. Ok. Allora, tu potresti andare. Qua vediamo se riusciamo a rompere. Però c'hai colpi di furia, un attacco corpo a corpo debole che ha possibilità di colpire più volte. E concentrazione. Allora facciamo salire lui per quanto è possibile. Il gioco sembra Cheesy Rolling. Questo non l'ho mai sentito. Allora tu qua c'hai mira e puoi attaccare da qua dietro. Ottieni più un raggio d'azione al danno all'inizio di ogni turno. Se ti muovi perdi quel bonus. Quindi devi giocare da fermo. E questi sono quelli là randomici che c'erano nella schermata precedente. Noi lo possiamo fare così. -1. Trappola con esca. Posiziona una trappola con esca che attiri i nemici.
A posto. E mo così penso, devo fare l'ultimo dopo e poi ci possiamo prendere un attimo gli oggetti. Ci Tanto muoviamo là- pure perché così possiamo colpire pure con Ughi qua il sacchetto e vediamo di romperlo più facilmente. Allora, andiamo prima qua e ci occupiamo prima del sacchetto. Facciamo questo, facciamo anche la mossa, copiamo anche col bastone. Ok, allora attacco al topolino e il topolino muore. Ci prendiamo la prima moneta qua, riusciamo pure ad attaccare l'insetto, il puzzone, specialista degli attacchi a distanza, volante. Possiamo finire il turno. A questo punto tu vai qua e proviamo pure l'attacco a te. Terremoto, infliggi danno in un cono con una probabilità del 10% di causare pietrificazione. Ha una probabilità di generare rocce. Questo incantesimo genera rocce. Ah! Bello, così. Ok, rotto tutto. A sto punto Ma hai colpito anche coso, così? penso di sì. Quindi c'è comunque il fuoco amico, che ho visto bene. Allora, tu di base attacchi qua. No, ho sbagliato. Sì. No. Ci ho pensato dopo, però vabbè. Allora, Ok. Ughi è salito di livello. Sì. Cecchino. Vediamo un pochettino che cosa c'è. Infliggi marchio. Il danno fisico in arrivo ha una probabilità di critico del 100%. Ignora lo scudo e non può mancare il bersaglio. Forte. Ti devo uccidere, punto. Ti ho Questo è puntato. un crit garantito. E costa 5. Ne manco tantissimo. Spara un colpo esattamente 6 caselle di iniziale nello scudo e non può mancare il bersaglio. Spari un colpo che genera rovi in un'area o accerchiamento. Generi. Questo crea dei rovi in una zona, così Ok, diamo esatto, dei... sì. Generi tappole virus su ogni casella adiacente. Oddio, forse il marchio magari che è un colpo sicuro? Poi Sì. poi dobbiamo provarle, quindi poi vediamo. Allora, e qua abbiamo raccolto qualcosa. Forte vento ulula intorno ai gatti. Sporcizi e detriti spinti dalla tempesta si abbattono su di loro, facendoli quasi finire zampe all'aria. Questo è C'è il clima, ti dice, c'è il vento. Vabbè, inizio battaglia. Questa è la gang del Fantabosco. Allora, loro però sono chiusi, quindi devono rompere, mi sa. noi dobbiamo farli scendere in base a lei qua e li iniziamo a mitragliare a suon di colpi. Sì. Allora facciamo così, e ti mettiamo qua. E qua al momento sì, Django, esattamente lui. Buonasera. Bonsoir, però il pezzettone di carne grosso ripristina 10 punti salute. Allora, le monetine. Questo qua non ci arriviamo, direi spostiamolo. Nell'erba. Ok. Mettiamo un pochettino nell'erba. No, ma è anche un gioco bello pieno. Abbiamo fatto zona tutorial e questa è la prima missione ufficiale. Già c'è un casino di cose da fare. Qua finiamo il turno. Voi vi dovete solo un attimino avvicinare. Che cazzo fai? Va bene. Te ti mettiamo a difesa della cacciatrice. Ok, devono arrivare massimo qua. Allora, fine del turno. Il vento ci ha spostato. Allora, aspetta. Tu c'è 5. Iniziamo qua. Ciao gattino. Ci dispiace.
Allora, qua in mezzo. No. Ah, un pochettino così, zona mista. Buona mia giornata. Buona serata, Django. Vai, grazie del passaggio, Django. Buona serata. Allora, questo ha fatto molto male. Questo ha fatto molto male. E addirittura, no, non posso fare altro. Ok, avvicinatevi. Allora, a sto punto, te resta qui. No, dobbiamo perdere la mira. Dobbiamo andare qua. Allora, se adesso facciamo così, a te ti mettiamo il marchio e facciamo così, ma posto, morto. Super crittone. Il vento rompe il piccolions. Allora, facciamo. Tu, arrivederci. Tu vai qua dietro qua. Vai. Ne ha fatti solo uno, ma va bene. Su colla. Ok. Gli è rimasto con 2 di energia, porca la miseria. Questa è allora, aspetta, l'altra strega. Faccio prendere 2 monete. Faccio fare un po' di onda qua, così il nostro non si dovrebbe far male. Fatto. Almeno recuperiamo un pochettino di energia. Ok. Pillolina. Allora, e Tatiana è salita di livello. Allora. Ok. Diciamo qua prima del prossimo faccio pure là, perché il tempo passa e ci sono un bel po' di cose da fare. Questo ce lo dobbiamo un attimino. Allora. Esplosione di ghiaccio, frantumazione, bufera e colpo di destrezza. Spara un getto di ghiaccio di linea retta che congela la prima unità che colpisce, non male. Velocità distante, unità congelate. No, a lei ci conviene comunque magia. Infligge danno da ghiaccio in un'ampia linea con controcolpo, e colpo di destrezza. Io direi bufera. Sì, vai, prendiamo bufera. Così mi sa che forse ci conviene mettere questo che fa? Caramella cerebrale. Ottieni più 5 all'intelligenza per il resto della battaglia. Per il mana possiamo dare in realtà. Ma dagliela Ughi. Che non è manco mai possiamo fare. Ma così ne recuperi di più. Allora, Gianmarco, vado. Vai. E qui leggo difficile. Dice il percorso. Quello è Gatti? Alla fine di ogni round il vento fa spostare tutto di uno spazio in direzione casuale. Minchia, se le pensate tutte. Ottimo, ottimo, ottimo. Molto bene. Allora,
Abbiamo una scelta. Una cascia. O sopra oppure dritto. No, è una solo strada. sopra. È Ok. una strada. Vai allora. Allora, cosa c'è nel box? Cappello piumato. Che cosa fa il cappello piumato? Più 4 al Chi movimento. è che sta inguaiato con la turnazione? 4. Ughi, lo zi. Sì. Ok, va benissimo. Allora, Ugi rinviene una piccola pila di escrementi. Il naso gli si raggrinza, mentre la stanza si permea di un tanfo ripugnante. Distruggi, abbiamo 6. Mangia, abbiamo 4. Esamina, abbiamo 5. Andrei con distruggi, lo zi. Con un colpo ben assestato, Ugi colpisce la cacca e la elimina rapidamente. Avverte qualcosa di metallico. Ugi ha ottenuto una moneta. Bravo Ughi. Allora, e c'è un altro fight. Gli altri Fenrir. progetti contro il Fenrir. Ma ti sembra Odino, c'è una cosa su. Allora, crocifisso. Ottieni più 1 allo gemma quando la raccogli. Non so cosa sia. Non ho capito. Per il momento. Hai ottenuto questo. Gemma. Vediamo. Forse Vabbè. uno scudo? Potrebbe darsi. Sarà lo scudo forse? Ma vediamo un attimino. Allora, Io tu devi stare giocando fermo. Civilization 7, io ho asfaltato la Lafayette. Francesco, sei il più forte. La civiltà è in ottime mani. Andremo sicuramente avanti. Sì. Bravo Francesco. Allora, non inizia a rompere i coglioni con le trappole per orsi e quant'altro. Ok, sì, era uno scudo. Ok, lo scudo. Allora. Lui ha pushato, sì. Andiamo di lato. Iniziate a prendere 8. Oh, lui replica. Lui è un replicante. Abbiamo quasi rischiato di perdere Enzopolis. Ah, ma come Enzopolis? Adesso c'è Enzopolis, capito? Ok, ci sono delle ottime infrastrutture. Ma Gianmarcone il suo reggimento. Ma la città si chiama proprio Gianmarcone? No, Gianmarcone, io sono un generale. Ah, tu sei il generale? Tu sei okay. una città. Io sono una città, vabbè. Grazie. Buonasera, Regen. Bonsoir, Regen. Regen, è il nuovo gioco definitivo questo, quindi preparati. Allora. Sappi che dovremmo abbassare il miau perché mi stanno facendo diventare stupido. Allora, ne andiamo qua. Bella bufera. Così ti fermi un pochino e non rompi i coglioni. Mamma mia. Puoi fare, penso, anche questo. No. Ah, ok. Allora, non possiamo fare movimenti, c'è l'uccello nero qui. Dunque lo uccide, ottiene aumento delle statistiche e trova un oggetto bonus. Il gatto deve, il passerottino deve morire un attimo. Allora, sì, possibile che ti attacca lui in realtà, quindi potresti fare anche. Dovremmo mettere questo anche ce lo attiviamo, che tanto è una magia. È cazzottone. Sì, che fa anche 2 di danno. Stesso da qua. Ah, perché ci sono i cocci a terra, è vero, io li avevo pure visti prima, ma non mi aveva dato indicazioni. Come stai, Regen? Tutto bene? Possiamo fermarci. Ah, non ti attacca. Ok. No, l'abbiamo capito troppo tardi. Va bene. Rompe un po' i coglioni con queste trappole per orsi, però ci arriviamo vicino e riusciamo a fargli uno di questi, solo che lui replica, vaffanculo, e questi qua non ci arrivano. Fine del turno. Un attimo qua. Un attimo, Micio. Un attimo. Avvicinati. Vai a mangiare. Vai a mangiare quello. Recuperare una no, sì. Però lui se ne va. Adesso stanno prendendo un po' i coglioni, però, Allora, io ti rilancio questo.
E ti faccio fare pure danno perché ti spingo contro la roccia. Tutto a posto, Regan, ci stiamo deliziando con questo incredibile titolo. Gattol Simulator. Terremoto, infliggi 10 di danno. Vai. Ok, così abbiamo rotto anche il ghiaccio da terra. Virtualmente attaccala per spingerla in avanti. Ok, ecco come si lanciano le rocce. Allora, al momento ti lasciamo qua. Vabbè, però sta a 16, aspetta. Sta a 16. Lui è immobilizzato e non si può muovere. Mannaggia la miseria. Allora. Aspetta, non riesci a beccare mo con l'aumento del range da là? No, guarda, sta giusto Sembra giusto che nella no. casella. Vabbè, allora muoviti un po', così. Cazzo, la trappola, mi sono sparare lo calcolato stesso. male il Mira, percorso, però possiamo fare il marchio Bersaglialo. e facciamo lo sputo. 12 di nuovo, ok. Sì, è quello crit, fa il doppio del danno. Ti sei fottuto da solo. Ti sei fottuto da solo. Va bene così. 6 monetine e 3 cibo. Allora, Sebo è salito di livello. Lui è il combattente. Allora, il tuo raggio di movimento è raddoppiato fino alla fine del turno. Non male questo. Infliggi sonno a un'unità adiacente. Tutti i nemici da 3 casate si muovono verso di te, ma non è che tank. Trasforma in carne tutto ciò che uccide. Quindi per recuperare carne. Io però sarei per sovraccarico. No, ok, quello che stavo pensando pure io. Movimento ci muoviamo un attimino di più. È forte. Allora, difficile, perdonami, non è ancora sbloccato. No, vabbè, quindi possiamo solo andare avanti. Allora, Mark trova un cassonetto. Stranamente sembra che una serratura lo tenga chiuso. Perché mai qualcuno dovrebbe chiudere a chiave un cassonetto? Esamina con 6, raccogli con 5 o spacca con 4. Esaminiamolo, zio. Mark armeggia con la serratura fino a quando non riesce a scassinarla. I gatti sono inorriditi quando scoprono che il cassonetto è pieno di scheletri di gatto. Ci sono graffi dappertutto all'interno del bidone. Che modo terrificante di morire. Non volendo essere le prossime vittime, i membri del gruppo fuggono terrorizzati. È orribile, così. Quindi ci ha dato il malus. Paura che fa, te lo dice? Allora, di qua possiamo salvare, non possiamo vedere le impostazioni della squadra, però c'è una mappa, quindi abbiamo anche un video. Sì. Ok. Dove sta? Vabbè, lo scopriremo in fight. Ok, allora. Boss fight. Quello era Gatti comunque. Sì. Allora, non iniziamo, No. Oddio, paura agiscono da soli. Merda. Si allontana il più possibile dai nemici all'inizio del suo turno. Cazzarola. Non mi fa niente da te. No. Vuol fare qualcosa con... No, niente proprio, niente. E allora... Non massimo così giusto per sicurezza. Allora, scendete. Ok, ma adesso sono sbloccati. Allora 17 possiamo metterci qua e facciamo fuori il primo. Ci togliamo un problema da mezzo. Poi questo però credo che non funzioni più se l'hai già usato. No, lo possiamo usare dopo per vedere di andare dietro ad uno di questi qua e fare un attimino un attacco. Allora tu vieni qua, tanto abbiamo la difesa. Tu spari qua e via. A questo punto ti faccio un pochettino più avanti, che così copri un po' di più e prendi la mira per il turno dopo. Anzi, inizia a farti
già adesso, così dopo lo possiamo fare pure un altro. Allora, tu mo devi ritornare indietro. Almeno un pochettino di danno. Bene, papà. Sul terremoto al momento non possiamo fare niente. Eccolo. Allora, tu sei il primo. Pum, crit. Minchia. Che cosa faceva l'occhio oggi? Perdona. Concentrazione più agli attacchi a distanza. Ok, il marchio mo l'ha perso quello oggi, quindi rimettiamo marchio e cecchiniamo. Fatto. Sono due. Tocca a lui, lo possiamo anche mettere qua. È morto anche l'altro. Poi no, recupera qualche oggetto così in mente. Cibo. Ok. Dato che lui si muove poco, a questo punto possiamo approfittare. Questa cosa rompe i coglioni che ci fa perdere pure uno di energia. Allora, ti prendi monete. Ti prendi lo scudo. E tu finisci il fatto quando c'hai 12. No. No. Bello che congeli anche l'acqua. Devo dire che ce la può buttare sopra. Andiamo, le due monete qua. Oh no, commozione cerebrale. Attenzione. Allora. Prende un po' di danno, ma non fa niente. E chiudiamo il fight. A posto. Fatto. E Mark è salito di livello. Attiri verso di te un'unità entro 2 caselle facendola sbattere contro di te. Non male. Visto che lui ci fa da tank, infliggi paura, le allontana, ma lui è il tank, se le deve tenere addosso. Ok. Fornisci più 5 spine all'unità fino al tuo prossimo turno. Legge danno alle unità che ti toccano. Non male. La guardia del corpo. Un nemico di scambio. Questo pure è forte oggi. Questo pure è forte. Questo pure per uno switch tattico di posizione è forte. Vada per questo. Allora. Siamo messi nuovo evento. Mark trova una grata di metallo. Possibile che conduca da qualche altra parte? Colpisci con 5. Esamina con 6. Vattene. Diamo un occhio. Esamina. Vai, sei il cervello del gruppo. Mark cerca intorno alla grata e trova alcune monete. Abbiamo ottenuto 3 monete. E ne abbiamo anche un bel po'. Regan, tu non pensare. No, Regan, lascia stare che poi pian piano aumenterà la stranezza del tutto. Mettiamola così. Ecco, maschera di piombo. A posto. Quindi mo vediamo che cosa fa. Più 6 armatura. Meno 1 al movimento. Quindi a questo punto. Ecco qua. Bello. A posto. Oh, c'è il negozio. C'è un negozio. Salve. Caramella rara 10. La caramella rara. Un gatto salirà immediatamente di livello. Mi ricorda qualcosa. Mi ricorda qualcosa che sale di livello. Caramella rara. Ha lo stesso nome, tra l'altro. Dovrebbe essere, chi lo sa. Garza curativa. Hai più 3 a rigenerazione salute finché hai scudo. Wow, oggi questo soul tank è top finché ci abbiamo il scudo. E collana di cartone. Collana di cartone più 2 di armatura. Fragile, infiammabile, friabile se bagnato. Vabbè. Costa poco, ti dà 2 però. Io prenderei la carta così. Allora, caramella. Prendiamo caramella e Ughi sale di livello. Allora, i tuoi famiglie e le unità che affascini ottengono più 4. Ma non abbiamo. Famiglie non ce li abbiamo, quindi c'è anche la possibilità, a parte il fascino. Quando un nemico entra in tua azione gli spara. Non male. Un famiglio
Ah, ecco come si generano i famigli. E generiamo le pulci. Vogliamo fare il famiglio, lo zio? La faretra, gli attacchi che non fai, visto che noi all'inizio non abbiamo, ti carichi 2-3 frecce, 2-3 sputi, prepari belli dentro. La risorsa in teoria. Quello è il punto. È buono anche questo che come entrano noi l'attiviamo, o è una passiva questa addirittura. Sì, scegli una passiva, quindi noi come entrano nel raggio d'azione e li attiriamo, spara in automatico, però fa un danno. Con questo riusciamo a fare più danni. Però le pulci sarebbero da provare. Proviamo le pulci. Sì. Allora iniziamo a prendere la garza. A sto punto, visto che c'aveva lo scudo da questo, ci conviene mettere la garza. Ok, sono due oggetti complementari. Ok. E così fino a quando c'ho lo scudo possiamo buttare lui davanti e dovremmo riuscire a reggere un pochettino. Allora, di qua possiamo tornare a casa. Di qua possiamo continuare. Però penso che se ci facciamo sta boss fight possiamo fare un attimino un intermezzo, solo che poi si resettano i gatti, quindi ricominceremo con tutto dal livello 1. No, ci conviene fare così. Qual hai scelto alla fine, Lozzi? Allora, ci conviene un attimino, è vero che poi tornano tutti a livello 1, ma siamo all'inizio, abbiamo preso un bel po' di risorse. No, io mi sono perso. No, noi siamo arrivati qua. L'abilità che hai scelto? Ho messo le pulci. Ho detto proviamo le pulci. Proviamo le pulci. Quindi, che è successo? Che cosa è? Ma possiamo scegliere il fight a destra o continuare per la strada. Ok. Qui c'è il simbolo di casa, quindi penso che ci farà tornare poi a casa. Però si possono sbloccare queste due cose, sono due cose extra. Vogliamo fare fight? Rischiamo solo Tarianna. Sì. Vabbè, tanto che se si sbloccano come potenziamenti passivi o cose da fare a casa. Per me ci sta, sì, andiamo. Gatto radicale. Le mie bombe sono invincibili. Beh, a meno che tu non le attacchi. Ok, quindi le dobbiamo rompere. Allora, qui c'è quanti HP c'hai innanzitutto? Del cibo. 67. Okay. Allora, iniziamo ad andare un attimino più avanti. Io ti direi usa pure la pillola, lo zio, e facciamo un turno più forte. Tutta la battaglia guadagniamo più mana. Sì, tanto poi dobbiamo uscire. Spara io lo stuzzi. No, non ci arriva. Ma va, fanculo, non ci arriva. Guarda. Non ci arriva. Ok, dobbiamo romperla. Ok, lui è Bomberman. C'ha uno di attacco. Questa mi sa che va rotta, lo zio. E la bomba va rotta entro la fine del turno. Esplode al suo turno o quando viene colpita col fuoco. Ok, no, perfetto. Attacco la perdi in Attacco normale, ok. Quindi se io vado qua e faccio così che c'ho uno, si disattiva. Poi la pulce è uscita. Non è male, lo zio, secondo me. 2 del suo attacco corpo a corpo le si ritorce contro, quindi fa un attacco e muore. Ok, però c'ha 4 d'attacco. 4 danni, ogni turno c'è una moneta per farne una, non è male, Ok. Iniziamo a... Ho ucciso anche la pulce però. Vabbè. Perfetto. Però il turno poi è sempre più vicino, capito la bastardata qual è? Dobbiamo romperlo noi, così. Devi romperlo con lui, perché poi dopo sarà la bomba. Con lui come faccio a romperlo? Ah, capito? C'è un problema. Allora devi spostarti da qua. E gli altri si beccano il danno. Aspetta. Prendiamo il cibo così vi facciamo recuperare un po' di energia a lui. Ah no, mannaggia, avevamo l'abilità. Quella là dello scambio. Sono morti tutti e due. Abbiamo perso. Sì, le bombe sono letalissime. Ok. Sì. Ok.
siamo circondati dal fuoco con 3 No, di è finita, energia. lo sì. Finita. Allora, Totalmente finita. Marco, allora. Fai mira e scudo. Check. E spostati dal fuoco possibilmente. Andiamo. Vai, pulce. Aspetta, possiamo provare solo una cosa se ci riesce. Aspetta però, mi scusi, lei è un po' birichino, Lei è un po' figlio di Bottana. Sì, Francesco, è vero. Lei è un po' figlio di Bottana, Sì, le musiche sono bellissime. Ma sto gioco è veramente basta. Allora. È una straccia. Ci fai fare qualcosa per piacere? Ma si è dato fuoco da solo, Pene. Così puoi solo scappare. Io voglio provare ad avvicinarmi. Ok, hai spento il fuoco. Metti guardia. A questo punto. Vai. No! Ma tu me le butti addosso e dopo il tuo turno è finito. Io che cosa posso fare? L'IA funziona abbastanza bene. Sì, no, ma va benissimo. Ovviamente il fuoco col vento lo propaga, giustamente. Vaffanculo. Suca. Ti prenderà lo stesso, guarda il fuoco. No. Allora, hai rotto il cazzo però, perdonami. Aspetta che ti metto le mani da vicino addosso, aspetta un attimo. Oh, c'hai 8, aspetta. Cioè, basta che gli facevamo un attacco. Uno. I gatti a casa tua aspettavano il ritorno della squadra. Gli alfa velosetti, ma non tornò nessuno. No. Ci bastava un attacco. Uno era fatto. Ragazzi, siete rimasti soli. Stasera si deve trombare di nuovo. Fine giornata. Ecco appunto. Benissimo. Rifacciamoci la squadra. Allora oggi dobbiamo passare un po' le musiche però. Questo piove di nuovo. Aspetta, ma ce le abbassiamo da là. La pioggia fa paura, penso che piova perché non ci siamo comportati bene. L'uomo della pioggia vede cosa facciamo e fa la spia. Siamo Frank, viviamo sotto casa tua. Ok, scommetto che ci senti grattare. A volte qui sotto prude. A volte ci piace il prurito perché il prurito ci fa lavorare di più. Scommetto che non sapevi che Frank aveva costruito casa tua. No. Davvero. Costruiamo le case con la stessa velocità con cui facciamo la Madonna, supersonica? Vabbè. Stiamo solo scherzando. È vero che ci piace costruire, quindi se vuoi costruire altre case chiedi a Frank. Ma Frank ha bisogno di essere pagato, non lavoriamo più per i baci. No, Frank vuole degli amici. Amici gatti. Vabbè. Vedi quel tubo laggiù? Questi tubi vanno dappertutto. Vuoi mandare via un gattino? Spingilo giù per quel tubo e bam! Eccolo qua. Ma non vogliamo un gattino qualsiasi. Frank vuole solo gatti in pensione. Frank pensa che ci piacciono i gatti in pensione perché anche noi siamo in pensione, diciamo. Io ho il dubbio che se li mangino. Però questa è una mia idea, e poi spero di essere smentito da sta cosa. Ok, bene, noi andiamo a fare la nanna. Quindi se non abbiamo spazio in casa, noi li buttiamo. E lui ci dà qualcosa. Nanners, vieni Nanners. Allora, non possiamo andare ancora all'avventura. Abbiamo 37 di cibo. Nanners è arrivato, è già messo mano, mettiamola così. E via. Abbiamo Conan. A breve possiamo anche partire. No, qua? No, dobbiamo fare minimo un'altra giornata. L'hai messo Conan dentro oggi? No, l'ho scartato. C'è Cook. È un cazzo così. C'è Cook e non c'è il sesso, ok. Cook non si sa che sesso, forse è stato castrato. Allora. Non si sa.
Ce ne abbiamo 1, 2, 3, 4. Sono 6. Su 6. 1, Vai. 2, 3 e 4. Ok, va bene. A posto. Allora, classico. rifacciamo la squadra. Iniziamo a vedere chi è l'attaccante fisico. Allora, 7. Allora, 5-7 a distanza. Allora, poi cambiano. 3-6, 5-4, 3-6. No, è Cook così. Allora. 5-7. Lui è l'attaccante. Attaccante guerriero? Fammi vedere come salgono. Metti prima guerriero. 7-7, metti cacciatore. 5-5. No, meglio un 7-7 lo zio. Ok. A questo punto ci conviene mettere. Lui può fare il cecchino. Cacciatore a te. Crane. Lui può fare il tank. Niners può fare il tank. E tu Crane gli mettiamo a fare il mago. Non male, dai. Getti abbiamo perso non so giustamente. I saputelli pelosetti. Sarò anche lento, ma sono anche grasso. Vabbè. Sempre il vicolo. Quindi ma noi l'obiettivo dobbiamo sbloccare là. Allora. Rifacciamo. Allora. A lui che abilità c'ha? Lo dire passive, le cose, non ho detto un cazzo. Allora, attacco a spinta, freddezza. Infliggi 1 di danno da ghiaccio e c'ha anche una bella copertura. E scherno. Li costringe a venire verso di te. Passiva gattapulta. Puoi lanciare alleati e adiacenti fino a 4 caselle di distanza durante il loro turno, senza consumare la loro azione di movimento. Ok. Ma al momento ti dobbiamo fermare. Okay. No, c'hai lo sputo tu. Attacco corpo a corpo, refolo. Berserk. Tieni più 5 e livido 5. Aumenta tutto il danno fisico in arrivo. Fai un sacco di male, ma ti prendi un sacco di male. È come Hulk. Allora, qua ci conviene andare. Ci sono anche le cacchine. C'è la mosca. Iniziamo a salire un po' di qua. Tu c'hai il tiro a parabola. Concentrazione, questo è ottimo. La scottatura. Tiro frammentato. Ok. La passia. Controllo degli animali. Il tuo attacco base fa sì che le unità attacchino immediatamente un nemico nel raggio d'azione. Minchia. Figo. Dobbiamo farli un attimo avvicinare tutti. C'è il puzzone. Ci stanno a buffanne mazzate, così. Allora. Dardo magico. Passo. Ti muovi di una casella. Lanciabile una volta per turno. Puoi fare un passettino in più ogni volta. Gratis. Assorbimento. Consumi tutto il mana e recuperi. Ok, non male. E palco illuminato. Alla fine del tuo turno emetti una scintilla per ogni turno che hai effettuato. Un proiettile che infligge 1 di danno magico a un nemico casuale. Mica male. Allora, questo c'è il raggio così. Iniziamo a far fuori la casella. Fai il saltino gratis. A posto. Ma qua possiamo fare. Dopo abbiamo solo un attacco. Questo è un po' uno spreco. Puoi soffiare però dopo e lo butti a fanculo. Anzi, inizio a buttarlo. Pensavo prendesse danno, però a sto punto iniziamoci a togliere a questo da mezzo. E va bene. Oggi 7 danni. Minchia. Allora. Questo lo potresti usare lo schermo, ti attiri la mosca grande dietro. Questa qua? Sì. Ok. Sì, allora. Iniziamoci a togliere questo da mezzo. Poi abbiamo questo. Però rischi di beccare anche loro. No. È entrato proprio bello
tranquillo tranquillo. Tu te ne vai e raccogli pure un po' di monete a questo punto, che non si sa mai. dato che il fight pure deve finire oggi, a questo punto pure gratis. Ok, qua è tutto morto. Allora, dopo tocca al madrone, sta qua con 7. Senti, prendi sti soldi che ci servono per dopo. Andiamo qua. Ok. Allora, aspettate un attimo. Allora. A questo punto sputo e via, tutti morti. No, c'è ancora qualcuno di vivo? Ok, forse dobbiamo eliminare pure le cacche per finire il tutto. Vermetti ci sono? Sì. Ah, forse i vermetti questi qua allora, ok. Ok, sono morti, a posto. Allora, Crane è salito di livello. Telefrag, teletrasportati su un'unità infliggendo danni sia a te che a quell'unità. Ispirazione, dai 2 mana a un'unità. Lama del vento, un incantesimo del vento che colpisce un'intera linea con contraccolpo 1. Oppure parato tieni più 2 allo scudo. Tu c'hai 16 HP, è poco per utilizzare questo. Ti fai male pure tu. Lama del vento. Colpisce, vai. Lama del vento. Allora, e sta piovendo. Mendicante dagli occhi tristi mostra un piccolo cartello di cartone a Crane. Hai delle monete da darmi, per favore? Ma questo è il beggar di Isaac. Sì, Gianmarco, lascia stare. Anzi, dai 5 monete, dai. Diamo 5 monete. Sì, prendi monete. Prendi, consegna 5 monete. Il mendicante accetta la donazione di Crane, tira fuori qualcosa di piccolo e lo consegna in segno di ringraziamento. Crane ha preso l'oggetto Geode. O Geode, non so come si chiama. Allora, vediamo un attimo. La pietra. Uso un attacco corpo a corpo con una probabilità del 5% di rompersi quando viene utilizzato. Quando si rompe ottiene 15-30 monete. Va bene. La proviamo ad utilizzare. Oh, 30 monete comunque sono un bel po', Ok. Allora. Mamma, subito tiro ai reni. Ma ci hanno proprio accerchiati. C'è una gallina. È un pollo. Chiunque lo uccide ottiene aumento delle statistiche e trova un oggetto bonus. La gallina deve morire. Anzi, il pollo. Il pollo. Iniziamo ad andare qua. Tu togliti da mezzo, gentilissimo. Tu vieni vicino. Vieni vicino. Bravo il pollo. Che bravo pollo che sei. Dai, io pollo, allora. Prenditi un geode sulla testa. Pollo. Che culo, non si era il 5%. Minchia, 27, ma va benissimo. Va benissimo. Non sei sculato il 5%. Non è successo niente, tutto tranquillo. Tutto a posto. Voi se volete fate clip, fate quello che volete. È successo, è capitato. Che ma non succederà più, quindi dobbiamo vincere sta partita. Allora. E deve morire il pollo. Pollo da dietro. Ecco. Era quasi morto lo zio, che aveva 4 HP.
Ci volevo un po' provare anche in segno così capito? di buon augurio. Mettiamola così. Il contraccolpo. Allora, 5-6. Tu corsa via. Ma non abbiamo altre abilità. Ora tocca al Micino. Micino fa attacco da dietro molto cattivo. Allora, questo attacca. Ok, questo sposta soltanto, ok. Non prendiamo nessuno. No. Ehi. No. C'è un problema. Allora. Minchia, proprio shottato tranquillamente. Fatti venire pure uno di quelli addosso, sì. Chiamati quello là a destra. Questo qua? Ok. No, però fa poco. No. Possiamo provare così. Ti ringraziamo. E lei non è ok. Trato proprio giusto. Devi uccidere a quello là che sta vicino al rosso oggi. Altrimenti il rosso ci scappa. Non posso manco spostare altro. Spingo di qua. Massimo lo posso spingere contro la pietra. Se ci mettiamo qua. Facciamo così. Un po' di punti qua. Questo qua. Puoi farlo ancora un altro soffio. Scendi a 5. Recupera 2 punti di energia. Ok, basta che non attacchi sotto. No. Va bene. No. Scusi, lei può avvicinarsi un attimo? C'ha 5, sa com'è? Scusi, si può avvicinare un altro po' per piacere? Attacca a distanza, ragazzi. Attacco 6, uccidi il pollo. No, finisce il fight. Ok, abbiamo preso un funghetto. Qua possiamo fare così. A posto. Però dobbiamo recuperare energia. Siamo messi molto male. Allora, Nanners è salito di livello. colpisci tutte le unità adiacenti, poi generi una roccia. Difegi piedi per una unità di una linea. Parti dalle prese a tutte le unità, quindi anche a voi. Nella zona dove colpiamo, sì, ci facciamo male tutti. No, io penso che questa oggi sia come le condizioni dei Pokémon. Questo tu generi tutto, è proprio la tempesta per tutti. No, sì. Pietrificazione. Blocchiamo. Mamma mia. Grazie. Un attacco a distanza che infligge debolezza 2. Una volta a battaglia. Oh. Allora, tesorino. Mark 4. Che fa il Mark 4? Dopo ogni quarto incantesimo lanciato ottieni più 2 all'intelligenza. E questo batte. Un'imponente staccionata sbarra la strada a Nanners. Cosa dovrebbe fare? Arrampicati e cacca. Colpisci. Colpisci anche se 5 è poco. Si fa largo da una staccionata, ma il legno vecchio
si scheggia e si incastra tra le sue zampe. Nanners ha preso l'oggetto, schegge. Immagino ce l'abbia equipaggiato e non si può togliere. Maledetto. Più 1 all'attacco, meno 1 alla costituzione. Mamma mia, vedrà pure il tank. Vabbè, vabbè. Salve, Hermanius. Va bene. Allora, tu sei il fratello incazzato di quello di prima. Vabbè. Allora, dobbiamo capire solo come attacchi. Minchia, 70 c'hai. Ci potevi venire. Suca. Non possiamo farci niente. Mihao? Addirittura. Ah no, cazzo, per 1. Cazzarola. Cazzarrulo. Ah. Diciamo molto bricconcello, No, ci sono loro davanti, dovete farmi fare un giro da qui. E al momento saltiamo il turno. Allora, togliere alle spalle. Da crittozzo. Basta. Ti fermi. Ho capito, hai fatto tutto tu, hai fatto. Hai fatto tutto tu. Tutto fatto. Ma non si fa così. Perdonami. Un po' troppo aggressivo. Allora. Cook pure ci sta per lasciare. Mettiamoci un attimo in sicurezza qui dentro. Tu recupera tutta l'energia almeno per quanto possibile. Ok. Noi qua possiamo fare una cosa, Gianmarco. Tanto li sappiamo che è morto. Perché fa la mossa che è diventato là? Scatto sì. Attacco in scatto a breve distanza, però toglie 4. Questo modo di base è 11 più alle spalle. Puoi fare anche quello in realtà. 14 e gli puoi fare anche questo. Altri 10. Un'altra ancora, così vai. Vai! Vai! Ah! Vorrei prestato un grande servizio alla nazione. Oggi ha fatto una marea di danni. Madonna mia. Allora. A posto, fatto. Madonna mia. È stato un vero uomo. Mamma mia. I guantoni. Allora, passiva da prendere. Più danno pesante, spintoni. Senza restrizioni. E a prova di morte. Io direi che a prova di morte forse quello siamo un po' più sicuri. Per me ci può stare la zio, un vai. 25%. Vai. Allora, i guantoni. Inizi con un attacco bonus. Attacco base però, quindi l'attacco standard. Sono tutti 6? Nessuno ha una particolarità? Io forse non sarebbe meglio su cecchino, lo zio? A doppio attacco a distanza. Può prendere più cose. Lo fa valere come attacco base, sì. Un attacco base aggiuntivo. Questo è il suo attacco base. Sì. Ok. Allora. Nanners trova una piccola pila di pietre sparse sul terreno. Mangia, depreda, esamina. Bravo, 11, lo zio. Vai, mangia le pietre. 1 di salute. Ok, va benissimo. Ma faccio fare nada. Questo com'è? Sì, oggi il tank deve andare più avanti. Cosa fa? Rottame.
Prendi un po' di scudo. Attirati un miciolo nel mentre. Ma... A posto, fatto. Grazie, avvicinatevi piano piano, serviamo tutti. Cassa, belle cose, ma non ce la possiamo proprio permettere. Questo non riesce a recuperare. Questo dobbiamo cercare di non fargli prendere danno lo zio a Cucco per recuperare un po' di più. Ok, cecchino sì. Cecchino 1, cecchino 2. E allontanalo da qua lo zio. No, e così facciamo scendere questi qua, li facciamo venire di qua. Allora, questo fa 1 di danno e sta sulla stessa linea qua, quindi da qua e almeno so danni. Ah, quando rompiamo i cadaveri spawnano i vermi. Dobbiamo cercare di non rompere i cadaveri. La larva. La seta di Davide che compara te perché i gatti sono sonatisti ariani. Reigen, questo non te lo possiamo confermare. Dobbiamo capire ancora la lore dove va a finire, però potrebbe darsi. Non possiamo nemmeno negarlo. Allora, aspetta, guarda. Vieni qua vicino. Vieni vicino. Worm. Vieni qua. Da qua ci togliamo il problema da mezzo. Da qua tu fermo, non ti muovere assolutamente. Tu fai 1. Puoi fare lancio a distanza e lanciamo tutto qua. Non fa niente che escono. Mamma mia, Lozzi! Fatto. Fine tu. Aspetta che forse... Cioè anche del passettino più avanti, fatelo, vai. Quante monete sono? Puoi tergiversare, mo, lo zio. No, che puoi tergiversare? No, erano lì le monete. Va bene. È colpa nostra. Che... Tu hai recuperato un pochettino di energia, però dovresti aumentare un pochettino. Salti su una casella di prendere la situazione, poi ti livido a tutte le... Ah, quindi prendono più danno. Un attacco corpo che infligge bruciatura forte 3. Anche questo. 1, 2. Questo colpisce 2 volte. Ogni pugno lo zio, questo è però costa 8 di mana. Attacco corpo a corpo. Grande cosa. Sì. Però è Cook. È Cook, non è Cook. Non è Cook. Ma perché è il cugino, quello è il cugino. Penso uscirà pure lui prima o poi. Bloccaci nomi personalizzati, per piacere. Facci divertire un po'. No, zio, io sarei per 1-2. 1-2 sia, vai. Allora. Crane trova una specie di pignatta. C'è qualcosa di strano nel colpire un gatto imbottito, ma magari potrebbe comunque provare. No, lo zio. Qua rischiamo di farci solo male. Dopo tutto questo non è il momento per mettersi a fare stupidi giochi. Allora, ci abbiamo tesoro. Abbiamo le ghitte. Ah, che cazzo è quella di Raffaello? Un attacco corpo a corpo che infligge un danno pari alla metà della tua forza, arrotondata per eccesso, debolezza 1 e se va a segno ti fornisce più 1 alla forza e più 1 PS. Chi è quello con la forza più alta? Cook. È via di Cook, lo zio. Cook. Negozino. Per piacere delle cure. Disco biscotto. Tieni più 5 al carisma. Per il resto della battaglia ottieni 6 mana. Una volta. Maschera di cuoio più 1, quindi questo lo si prende assolutamente. Caramella. Ottimo. Allora, fare un proiettile che genera vetro. grandine di chiodi. O evoca larva amica e la mandiamo avanti. Sì, la larvina. A me piace il petto. Vai con la larva, vai. Prendo pure il biscotto. Vero però che mi pare che i più soldi li teniamo fra una run e l'altra, quindi possiamo anche non spendere. Allora, carisma influenza il mana massimo e il mana iniziale. Lo zio aspetta. Però questo lo devi utilizzare.
Sì, lo utilizziamo all'inizio del fight, quello grosso, così ci possiamo evocare tante larve. Queste se vanno addosso al nemico sono tanti danni. Questo al tank. Questo lo diamo al tank. Ok, va là che bei gattini. Ci riproviamo per forza. Sì, è sempre lui. Allora, dobbiamo essere forti, veloci e anche cattivi. Mettiamo nell'erba. Ti mettiamo qua. Avvicinati. Vieni qua vicino. Anche che lui non è immune ai suoi attacchi, quindi si può anche uccidere da solo. Vieni qua vicino, pezzo di merda. Vieni qua un attimo. Senti che soundtrack, vedi? Te la sei autodisattivata da solo, va bene così. Mamma mia, senti che pezzo. Non ti possiamo colpire. Evochiamo. Scelgo te, larva! Ok, larva, specialista del corpo a corpo. Non puoi spararlo, non ci riesci? No, ma non penso che esplode. No, a lui dicevo. Lui no, non ci arriviamo. Ah, una cosa, aspetta. Attivati innanzitutto l'occhio, che l'occhio ti dà più una alla gittata. Ok. Con questo ancora no. Puoi fare un'altra larva, lo zio. Puoi fare un'altra larva. E vai fine turno. Il pollo è nemico. Il pollo è un extra. Se riusciamo a sconfiggerlo, ti dà delle statistiche fisse ai personaggi. Esatto, ti dà delle cose in più. Però al momento siamo un attimo a capire. Dobbiamo sconfiggere questo per sbloccare qualche potenziamento grosso. Allora. Seppure butta le bombe addosso a loro, le larve pure per questo. Pollo, però se ti avvicini così, tu mi costringi a tentare di sconfiggere. Focus sull'obiettivo. Attiratelo pure. Andiamo. No, però alle spalle siamo a me, Sentito che musica incredibile, reghe. Sono costretto a diventare fascista. Francesco, perché ma devi diventare fascista? Perché queste brutte scelte all'improvviso? Perché questa cosa? No, così ti contrattacca, c'hai 6 di vita. No, non fa stronzate. Gioca come Cristo comanda, per l'amor di Dio. Maledetta sega. Poi quello allora dice che non c'ha ragione, Francesco, guarda. Non c'ha ragione. Allora, mi faccio più avanti. Ce la facciamo sia a fargli un po' di sputo. Sono 14. C'è bisogno di lasciare le atomi. Sono 7. Sono i soldi e qui sto cercando di piallare gli egiziani. 6, no. Lanciamo delle altre larve. Ok. Sono 6 di danno, un po' di contraccolpo. Ok, che possiamo ancora fare un bel po' di volte. Ok, e va bene così. Il fatto che ci sta buttando le bombe in testa ce le sta automaticamente togliendo dal tutto. Bomba al cobalto sull'India. Reagan, magari non evitiamo. Non penso. Fare check telefono. Proviamo pietrificazione. Proviamo. Ok, sei diventato una pietra. Daily, back, accent. Va bene, Francesco, non capisco un cazzo, però ok. Teniamoti così. Ah cazzo, ho preso solo l'altro. Le rosse sono le mie unità. Ok, Francesco. Va benissimo.
Infatti uccidiamo sto stronzo, Ecco qua. Volevi pollare, vabbè. Non posso. Possiamo fare così. Facciamo così. Facciamo un'altra volta. Recupera. Sono 3 punti recuperati. Si è preso un bel po' di danni. È morto oggi. Ok. Manca solo un turno. Guardate più vicino. No, non gli arrivi vicino. Non gli arrivi vicino. Ok. Fatto. Vittoria. Abbiamo preso degli oggetti. Ma allora. il pollo buffa temporaneamente, ti dà dei buff alle statistiche, sì. No, però sono randomici, però sono fisse e te le puoi portare avanti. Ah, scusa, perdonami un secondo, cosa fondamentale. Francesco, io ti perdono perché non lo sai e sei un deficiente. Gere si scrive con la J, Francesco, perché il diminutivo di Geremia. Non permetterti mai più di scriverlo con la G perché veramente mi costringe a litigare con Enzo, te lo dico. No, non litighiamo, è una bella Mi giornata. costringi. Il negozio sta andando bene, abbiamo un bel titolo da proprio, perché dobbiamo litigare Non proprio. deve cioè è gravissima questa cosa che ha fatto. Ragazzi, che domani. Ah no, domani sera c'è lo State of Play. No, dopo. Ah no, aspetta. È passata la mezzanotte. Me ero dimenticato. Banna Francesco. Non posso, gli voglio bene. Ma vaffanculo, tu è quello. Gli voglio bene. Un pezzo di merda, sì. Però gli voglio bene. Vabbè, nel momento di allora di iniziare a inneggiare a un certo periodo storico. Allora. Lascia stare i compagni di merende, i compagni di merende. Lasciamo stare. Allora, cappello di carta più uno spine insanguinate. Il tuo attacco base infligge sanguinamento, fragile, friabile, infiammabile, si scioglie in acqua. Mo sta piovendo, giusto? Quindi non lo metterei. Assolutamente no. Ma hanno più 2 di forza. Chissà 7 ancora. Ed è un anello. Quindi va qua. Andiamo a 9, va bene, va bene. Solo che Cook non c'ha energia. Allora, qui torniamo a casa. Ce l'ha, quasi carico. Ok, no, questa è l'esperienza, Gemma, non è l'energia, forse. E allora se vai a vedere l'energia di base, 9, scarso a prescindere. Vabbè. Può essere pure che l'energia, solo che i valori sono bassi. Torniamo a casa. Tanto abbiamo vinto e loro non possono combattere più. Ma dobbiamo capire se penso riusciamo a farci l'ultimo. Abbiamo 4-6 macchine da sesso ora, lo zio. Sì, mo succederà qualcosa. Ora puoi avventurarti nelle fogne. Allora, ragazzi. Ci abbiamo qui Contea di Bonn. Batch non accetta gatti. Nascondiglio di Batch. Ok, vediamo. Ok, anche lui ne ha uno. Ok, che affari vuoi fare? Tu mi mandi gatti con esperienza in combattimento, io ti consento di baciarmi dietro quel no. Come sarebbe a dire no? No, come dice Francesco. D'accordo. Beh, che ne dici allora allargo quella tua piccola scatola? Più gatti in missione? Ah, più oggetti. Okay. Va bene. Tu mandami un gatto che ha ucciso qualcosa, il resto ci penso io. Inoltre, guarda un po'. Ho un nuovo collare per te. Nuova classe. Questa classe si chiama chierico. Eccomi. Sono dei tipi religiosi piuttosto snob. Sì, siamo noi. Giudicano, sì, ma curano come se non ci fosse un domani. Con un chierico di livello in squadra nessuno farà una brutta fine. Se dovesse succedere, avrei qualcuno pronto a pregare. È ora disponibile il collare del chierico. Questo va messo per forza. Un altro consiglio. Come hai notato le grosse icone in cima a tutte le tue abilità? Beh, ti spiegano di che tipo di abilità si tratta. Ovvio, no? Si dividono in 4 categorie: offensive, difensive, di movimento e varie. Ok.
Ok, vabbè, in modo che sia più Ok. completo. Dà anche consigli pure per chi non è Certo, avvezzo a sto genere sta. di gioco, di capire un attimino su cosa deve ragionare. Ok. Buccio vuole un gatto, Frank vuole un gatto. Ah, ti sblocca alla fine, dice pure che ti dà una soffitta. Ciao. Sì. Sempre in cerca di una dritta. Meglio a dritta che a poppa, dice sempre Frank. Ma No, cosa sei intende? morto Gianmarco, porcaccia, la madonna, la puttana. Va bene, Francesco. Tink. Ok. Ciao Sei morto Tink. Gianmarco, tu l'hai fatto morire al Jammox in generale, prenditela con te stesso. Va bene, abbiamo cervello e chiappe. Va bene, ti ringraziamo. Ma cos'è questa storia che hai firmato un contratto per un libro? Va bene. E comunque, come sarebbe questa storia che tu e io siamo amici di tubo? Perché posso sentirti parlare nel sonno attraverso quell'affare? Va bene, ora ascolta. Bisogno di un bambino. Questo voto nel cuore. Vedi, io e mia moglie non possiamo avere figli nostri. E abbiamo deciso di mettere su una famiglia di gatti. E indovina chi sarà il padre? Tu, sciocchina. Grazie. Andami ai tuoi amicetti e troverò certamente il modo per sdebitarli. Ma cerca di non mandarmi nessuno sgorbio. Tieniti quelli brutti nel tuo seminterrato. Bacione. Allora, cerca gattini, cerca gatti in pensione, cerca gatti che hanno partecipato a un'avventura. Dobbiamo fare almeno 2-3 notti per farmare un po' di gatti. Sì, cibo ce ne abbiamo. Il nostro cap dove Beh ragazzi, e mo quello cerchiamo di capire. Nanners è andato con Mara e ci abbiamo un altro gattino. Allora, 39 monete. C'è anche il gatto fuori, Juan, peccato che c'ha l'attacco basso. Lui per esempio lo potremmo dare. Allora, Juan, ti diamo nel tubol e lo diamo. Allora, segreto. No. Butch. Tracy al momento non l'abbiamo sbloccata ancora. Ah, c'è Frank là. Sta là sopra il caso. Questi in pensione. In pensione, cerca gattino un segreto. No, no, lo possiamo solo. No, dobbiamo da quelli là più grossi. Allora. Scusami, scusa, non era nostra intenzione. Allora, possiamo darne uno in pensione. Chi vogliamo mandare, lo zio? Chiama l'Ice per allora, Cook. Diamo Cook. Ma Cook lo zio è stato il mastermind, lo vuoi mandare subito in pensione, cioè subito da quello. No, lo zio. No. Facciamo fare un'altra notte, vediamo che succede. Ok, Juan ci dà dentro con Mara. Generato un gattino. A posto. No, gattino satanico? No, voi non fatevi domande. Noi abbiamo messo effetti di riproduzione casuali, sì. Quindi alcuni gatti nascono in un modo, altri in un altro. Punto. Allora. C'è anche quello fuori. Che cos'è questo? Triomina. Lui è uno scienziato. Ed è femmina, ci può aiutare. Prego. Allora, sì, vediamo qualcuno. Chi sono i veterani? Crane. Questi con la coroncina in testa. Sto cosino giallo qua. Mara ci serve ancora, però pure per insomma. È brutto da dire, ma è così. Allora. Crane. Mandiamo Crane, dai. Mandiamo il Crane. E li possiamo dare a 2. Possiamo darlo a Frank. Mandiamolo al coltivo in pensione, Frank. Sì. Ci dà una soffitta come ricompensa. Penso allarghi lo spazio. Diamo ricompensa. Allora. Ottimo lavoro. È lento. È ancora in vita, forse. Ok. Che cosa ci dai? Ci costruirà sopra. Aspetta e vedrai. Non ti schiaccerà, non preoccuparti. Va bene. Manda un gatto a Frank. E si è aperto. Andiamo a vedere. Salve. Il P-Mart. Sì. Ok, sei la ragazza di prima. E sei Tracy. Sì, stiamo accudendo dei gattini. Ma ormai c'è il traforo del Gran Sasso. No, non penso, Francesco.
No, è Regen. Ah, no, scusa, Regen. Cioè, come amante degli animali. No, Vabbè, vabbè. signorina, ci fa vedere cosa vende. Poi ci Ok. dirà la sua storia col tempo, Però vedo delle cose, voglio un attimo investigare sopra. Madonna. Sì, sì, sì. Va bene, va bene, va bene. Salve, salve. Ok, poi ti ascoltiamo, piano piano ci facciamo tutti i dialoghi, però c'è del cibo per gatti. Mamma mia, ormai non mi riconosce nemmeno più terribile. Questo l'ha detto Francesco. Sì, Ogni compreso. donazione di un gatto di 5 anni o più contribuirà direttamente all'ampliamento di questa sete. Quindi i gatti li dobbiamo far campare almeno 5 anni Per dargli quelle. per dargli qua e ci potenzia gli oggetti che vende. Ok. Allora, del cibo da Da mangiare. 10, penso così, 10 polli. PCP, uso, ottieni più 5 al danno e follia 3, può essere usato sulle unità adiacenti, 3 utilizzi. Mamma mia, ormai non mi riconosce nemmeno più. Vedi, ti ho sempre in bocca, ti nomino sempre, invece di prenderlo come un segno d'affetto, trifoglio. Poi sembrava più una gomma. Va bene, tieni più 5 alla fortuna per il resto della E poi battaglia. c'è la Bego Blue. Generi 1 o 2 raccoglibili aggiuntivi all'inizio di ogni battaglia. Dopo aver preso il tuo terzo raccoglibile, puoi muoverti una volta in più per turno. Non male, Allora, prendiamo il borsello, un po' di cibo, ma a posto. Sì, sì, vabbè, no, così niente, sei offeso per colpa tua. Facciamone fare un altro. È la verità. No, ma ragazzi, non combattete. Non ha vinto nessuno, ok. Allora, c'è Eri. No. C'è una cacca che dobbiamo eliminare. Meno 3 forse sono i posti per dormire, meno posti per dormire, meno stanno bene. Abbiamo il negozio a portata di mano. Questo è il deposito. Ok, poi dovremo usare un po' di oggetti. I gatti, eccetera. Penso che possiamo andare a fare una missione. Sì. Allora. E da qua possiamo selezionare subito quali mandare. Ci dice quelli là che non possiamo selezionare ed eventualmente questi dove mandarli. Allora, io un altro però lo manderei oggi. Chi vogliamo mandare? Manderei uno dei questi qua. Ce li fa vedere? Mandiamo Cucca Buccio, così Buccio voleva un combattente, Cucca un combattente. Potenzia il deposito oggetti. Vai qua. Così ci possiamo gestire pure facilmente le squadre. Ok. Ok. Mo quanti ne vuoi? Avventurati più lontano da casa. Ok. Un gatto che ha vinto le fogne. Ok. Allora. Nelle fogne o nelle discariche. Lui cerca gatti in pensione. Ah, però aspetta, così. Mo gliene dobbiamo dare 25. Quindi dovremmo fare un bel po' di gatti, Gianmarco. Mamma mia. Mamma la santità. Buon per noi, buon per noi. Meno 2 sono i posti letto, sì. Quindi siamo meno e dobbiamo vedere di far crescere la casa. Ok. Allora, ma riusciamo a farci una beve. Tanto si può salvare pure durante la partita. Allora, a sto punto chi mandiamo? Allora, sì, vediamo le statistiche. Bisogna mandare comunque PG bilanciati. Leggermente allora possiamo mandare Eri che c'ha pure 7 d'attacco, Bora, il Pro de Juan e Triomina. Partenza. Mo adesso possiamo fare anche il chierico. Allora, più 2. Ok, il chierico può essere anche uno su vigore. Dobbiamo vedere come siamo messi a vigore. 5, 7. Triomina potrebbe fare potenzialmente. Oddio, forse sarebbe meglio tank in realtà. Che 7 di vigore, tank non è male. Allora, facciamo Triomina il tank. Mo vediamo gli altri. 4, 7. Vai, girali. 3, 7. 7 recupera pure un sacco di punti. Però c'ha l'attacco corpo a corpo e roulette dei ratti. Aggiuntivo.
Questa se entriamo nel loop di indebolirli e poi lanciamo questa, Certo, completiamo tutti i vari attacchi e ci facciamo il male. terzo invece? No, allora lui no, Chierico lui no. Uno degli altri due, quindi. Come stanno? Lui c'ha 7 a distanza, l'altro invece sono tale e quale. Così metti Giovanni come Chierico, va? Infatti mettiamo così che c'è lo sputo e c'hai tutto per fare gli attacchi a distanza forti. Chi è rimasto fuori? Eri. Manca Eri che è un corpo a corpo, quindi guerriero così. Mago sti cazzi. Okay. Da dove ci fa iniziare adesso? Allora, mo pure gli equipaggiamenti che siamo riusciti a portare indietro. Sì. Quindi mo dobbiamo vedere che cosa ci vogliamo portare avanti. Allora, non sappiamo se piove. Innanzitutto fammi vedere le cose del Chierico. Ok. Allora, attacco cura corpo a corpo. Cura gli alleati ma infligge danno ai nemici. Quindi si attacchi... attacco cura. Ok. La sberla. Arma sacra. Un attacco in scatto con raggio d'azione. Danno e contraccolpo pari alla quantità di punti salute che hai curato ad altre unità. Questo si deve usare dopo le cure. Cura è questo. Innalzamento del morale. Minchia. Più uccidiamo con il chierico, più gli altri diventano forti. Ok. No, molto forte. Allora, non servono manco punti mana, tranne che per la sberla. Allora ci servono dargli un altro attacco utile al chierico. Così, amo il box, attacco aggiuntivo in più sono 2 cure. Chierico piuttosto d'avanguardia, sì. Così, quanti da box al chierico? Doppia cura. Ok. Ora possiamo dare... Che ci abbiamo? Fai vedere? Allora, il tank inizia a dargli la cosa di guardia. La maschera. La forza la possiamo dare a... No. Possiamo darla a Eri. Forza aerea alla mano. La mano, ok. Andiamo a 11. Così fa male, E ora... Attacco a distanza, genera uno raccoglibili, attacco corpo a corpo. Incantesimi non li fa. No, lasciamoceli così. No, aspetta, così questi qua vanno messi, che possono tornare utili. Il Sai mettilo al chierico. L'ultimo, scusami, il quarto, sì, il Gitte, perdonami. Questo. Mettilo al chierico. Ok. Questo faceva un attacco. Ok. Il coso dei raccoglibili mettilo. Che fa la telecamera? Mettiamola a Bora perché se li fa uscire comunque vicino c'è qualcosa da fare nelle vicinanze. La telecamera però che fa? Non serve un cazzo la telecamera qua, quindi non la mettiamo proprio. Vabbè, ok, mettila questo, metti la sacca a Bora. Questo è a distanza invece il fungo. Attacco a distanza, no, mettilo sempre a Bora, così, se c'ha lo spazio. Sì, perché c'ha il range. Okay. Ho capito dove ci fa iniziare adesso, dall'inizio o dal punto che abbiamo sbloccato prima? Ha fatto una di Pulp Fiction, hai fatto il cammino dell'uomo timorato. Ok, mo ci fa partire dall'inizio. Ok, allora. Fightino. Noi era un po' che ci stavamo chiedendo un bel gioco strategico, così c'è entrata proprio precisa. Che ti muovi la passiva sua che fa? Più alla guardia. Okay. Lo mettiamo qua nell'erba. Vai. Vabbè, vediamo. Lui mo è il chierico. Puoi andare un po' in avanti scoperta, oggi c'hai 28 HP, te lo puoi permettere. Mettiti qua. Così puoi anche curare nel caso dopo gatto se ha bisogno. Un po' di avvicinarmi. Sì, effettivamente il chierico dovrebbe stare vicino al tank. Cioè, scusami, pure al DPS, in modo che lo tiene alto di HP. Avvicinatevi piano piano. La sua passiva possiamo... che fa? Il tuo attacco base infligge più 1 di danno per ogni casella contro cui spari, oltre il raggio d'azione. Quindi intanto qua, ecco qua, difatti. Iniziamo un po' a ripulire. Ok, aglia. Ok, così. No, mi conveniva fare da qua e facevo male a tutti e due. Vabbè, non fa niente.
Ok. Tu fai 11 comunque così. Questo è sempre già buono. Ok, Chirico portatelo vicino al DPS. Attacchiamo il topo davanti. Pack. Ed è questo. È altro pack. E no, si allontana. Ok. Io posso fare pure così. E posso Esattamente, curare lui. Cioè, lo zi. Col doppio attacco. Lo zi. Abbiamo fatta combo. Questi a combo. Ok. Ah, quello che fa poi il coso atomico? Infligge confusione. Confusione 25%. quando esegue una serie c'è il 25% che si autocolpisca. Bello. Vieni. Iniziate a prendere un pochettino. Vai, buttaglielo. Ecco, bravi. Muovetevi dentro. Forte i rovi, lo zi. Ci suscite delle belle combinazioni. Allora, noi andiamo qua. A te. Mamma mia. Primo Shottato stage proprio. 22 di danno critico. Avete tutti l'energia? Sono Sì. tutti full, sembrerebbe. Vai, bravissimo. Gatto, sei un po' scemo. Da qua. Facciamo 5. A posto. Bam. Fatto. Oggi Fatto. round impeccabile. Perché avendo fatto salire mo gli altri di livello Sì. e procreando hanno creato basi migliori. Quindi sì. perciò è molto rigiocabile. Qua mo dobbiamo continuare. Ogni volta che andiamo avanti, basta che li facciamo salire di livello e ci teniamo le giuste possibilità di averli con le statistiche base migliori e più riusciamo ad andare avanti nelle mappe. Allora, io già vedo una cosa interessante. Quale? Feromoni Frigifascino. a un'unità. Se è un nemico effetto Vai meno- subito. Cioè, Subito. oggi questo è La freccia fortissimo. dell'amore. Questo è fortissimo, oggi. Allora, andiamo avanti. Ma Avvicinati, questo piccolo felino. Ma è lui. Vorresti stringere un patto? è Satana, è quello di Isaac. No, Lozzi. Abbiamo PG buoni per il momento, Lozzi. Staranno possiamo andare avanti. Ma il satanasso ci sblocca qualcosa, ce lo so. facciamo. Ma non me la rischierei io qua, Lozzi. 10 PS sono una cifra, Lozzi, a tutti quanti. Assa! Non sono d'accordo. Marchio della bestia. The Beast. Che cosa fai? Dove sei? Fight. C'è la Triormina, ce l'ha. Ah, questa. Più 6 al danno. L'elemento sacro ti cura invece di danneggiarti. Quando sei KO il tuo corpo viene distrutto. Ecco. Ok. Quindi se questa va a terra abbiamo perso il gatto. Regan, sei testimone. Allora, dobbiamo provare tutto in sto gioco. Quindi... Sì, ma sta run si poteva fare di meglio. No, lascia stare all'inizio. Noi dobbiamo fare accoppiare i gattini. Dobbiamo fare... No, non potremo mai vincere subito, però ci possiamo mettere in buone situazioni. Mai vincere subito, poi cagate. No, lascia fare, non ti preoccupare. È diverso. Tanto io c'ho Francesco che mi è testimone, quindi non ho problemi. Non è un testimone attendibile, no, Francesco. È molto attendibile. Una E persona lui squisita. è andato a terra. Meno. Allora, la cura funzionerà il pacchero a terra? Per rialzarlo non credo. Non lo so, prova. Ci possiamo provare. Gatto, ti alzerai? Gli abbiamo aumentato il tempo per non morire. Quindi comunque qualcosa ha fatto. Dai, no, però ce n'hai due. Scusa, stai qua. Ciao. Allora. La voce della verità. Qua. Grazie, Francesco. Chi sarebbe la voce della verità? Francesco. Non è un testimone attendibile. Squisita. Non è un testimone attendibile. Francesco, io ti voglio bene, lo sai. Ok, c'è un infatuato. Presto giocheremo anche a Inazuma Eleven insieme, non ti preoccupare. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Oh, tu ci vuoi giocare? Che tu c'hai il mio account. Non l'abbiamo settato ancora. No, però puoi già entrare dal mio account. Ti mi contatti, ti do l'accesso. Allora. Tagli alle spalle. Dura solo un turno però. Quale questo dura un turno? Perdonami. L'infatuazione. Vabbè, ci sta. Ok.
è il sottoscritto a non averlo. Francesco, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Perché costa un po', ma è giusto, è giusto. È giusto. È Tu giusto. non ti preoccupare. Devi stare tranquillo. Boom. A posto. Ok. Ma dobbiamo. Il chierico deve fare un po' di Due cure buffe, sparse all'inizio. Due buffe. A posto. Allora, Eccoci qua. emergenza. Corri accanto all'alleato con più salute mancante. Travolgi chiunque sia Minchia. sotto campo. Unguento curativo. Tu e un'unità adiacente ottenete più una rigenerazione salute. Chiamata, fai muovere un alleato verso di te, giro in metro. Spendi 5 monete e ti teletrasporti su qualunque Questo casella. Oggi io farei emergenza. Cioè arrivi là, all'alleato più vicino, generalmente sarà sempre il DPS. Questo però se ti metti vicino a un alleato, mo nella zona, stando Sì, tutti se vicino, resti ci vicino, sì, fulliamo. puoi dare la rigenerazione Quindi tra un per tutto. fight e l'altro, all'inizio dove siamo vicini, possiamo recuperare un Sono sacco di due energia. utility diverse, generico. Ok, Vanno bene allora, entrambi. un pesciolo, uno spuntino, recuperi 12 PS. Allora. Sì, Aspetta però oggi, perdonami. La maschera mo Tormina non la può più mettere perché c'è quello, quindi la dobbiamo mettere a qualcun altro. Chi è che può tankare, che deve tankare un po' di più? Mettila attaccata. lui che c'ha Però poca che gli difesa. ok, perfetto. Sì. A posto. Il pesce lo vuoi equipaggiare? Il pesce lo diamo. Che faceva? Bora riesce a stare un pochettino lontano. Lo diamo. No. 12 PS. Dai, altri Ormina che il tank, lo zi. Tanto mo ci curiamo un attimino a inizio fight. Gere Allora, mi ha vendicato. Grande Gere. Però Francesco non lo scrivere più con la G. carboni ardenti. Un attacco a parabola che infligge bruciatura 2 più 2. E ci possiamo muovere un attimino così meglio. Tieni però e aspetta, vale pure così come passiva. ti dà fuoco ogni turno. Quindi al momento No, lasciamocelo al momento così. no. Allora. Magari una build che ti cura con le fiamme. Tiromina arriccia il naso per il caratteristico odore di ferro che permea l'aria. Il terreno è comparso di pozze scure di sangue che luccicano nell'oscurità. Oggi c'hai 11. Lecca. Lecca. Sei pure assatanato, dai. Ha recuperato uno di salute. Vabbè. Allora, fight. Lucy. Ok, nuova boss fight. Allora. Vai vicino. Già stai vicino al chierico. Io aspetterei questo turno così. Cura. Allora, pure regen, sì. Unguento curativo. Ok, e dagli 2 buff. Qua. Prendi un pochettino. Perfetto. C'è pure il regen. No. Aspetta. Là dentro non dobbiamo entrare. Non dobbiamo entrare. Noi ci avviciniamo qua. Sì, va bene. Fine turno. Sì, poi ci facciamo curare. Spara. Ti prendiamo pure. 75 poi c'hai. L'anima di tua. Lo riesci a prendere col funghetto? No, già ho visto. No, ecco. No. Ok, così. Ci dobbiamo spostare tutti i turni. Ok. Benissimo. Vai a pushare. Allora, ci andiamo di qua e usciamo dalla zona. Non possiamo fare niente. Con te ci fermiamo. Okay. Poi il chierico deve seguire il DPS, così. Gli affianco o avanti a Braves. E io ti direi in realtà ancora. Ah, è vero, è solo all'inizio, giusto. E vuoi mettere un altro regen? Metti un altro regen, no? Questo mi attacca e ci colpisce così qua. Iellato. Siamo a terra. Perché a terra c'aveva poca energia lui. Ok. Così, ce la giochiamo. Allora, vai a pushare sto stronzo, vai alle spalle. Di lato, no, non riusciamo ad andare di spalle. Metti pure la confusione, così. E cazzottalo. Ok. Per ora eventualmente può recuperare. Ok,
Ok, questa ci possiamo spostare quasi tutti. Solo il tank resta là. Dobbiamo uscire. Qua. No, là sei ancora No, nell'area. cazzo, aspetta. Sbagliato io. No, ho sbagliato io già, ma... in qualche modo? No. Niente, inculato. Pensavo che era qua. Questo almeno non ho non è visto tipo fuori. bene. Allora. Tutta la zona bianca qua. Qua è fuori. Sì. E sta vicino. Qua se possiamo pure un attimino. Ah già, perché lui adesso con l'attacco qua sacro gli fa male e non funziona da cura, quindi lui prende danno. Giusto. Però possiamo fare così. Era un esperimento da fare e non ha funzionato. Ok. Allora, riusciamo ad andare qua. Magari pure il pesce, lo zimo, per cura 12. Allora, aspetta, possiamo fare confusione. Ok. Pesciol. Cazzotten. Ok. Che cazzo? C'è andata di culo in modo errato. Alla c'è ghiaccio, figa. Fammi vedere dove vuoi andare. Ok, là va bene. Movimento dove arrivi? Gli arrivo sotto. Potremmo andare sul ghiaccio qua, aspetta. Però c'hai le spine davanti per passare. Scivola quando viene colpito. Così vai vicino al... mettiti vicino al tank per ora da sotto. Da qua? No, sotto. Qua? Sì. Non riesci a chiamare il packer in possiamo. diagonale? Lo fai chiamare? No, mi posso dare un po' di regen, no, e non serve neanche. No, ci dobbiamo stare fermi. Assafa, finalmente. Mettiti confusione di nuovo, lo zio. Cazzottalo. Sì, così si sposta pure di là e noi possiamo uscire più Ci facilmente. spostare da qua. E ce ne possiamo andare qua. Qua fermiamo. Ah, Era il turno successivo. Vabbè. sta a 23, lo zio. Ok. Ok, andiamo a curare Bruz. Quanto sta Bruz? Sta a 16. Dico rosso invece? Lui, Rosso lui è sta a follato, 20, li abbiamo vabbè. follati tutti. Possiamo fare qua così, aspetta. Andiamo. Ah, cazzo. Vabbè, facciamo così. Abbiamo spento le fiamme. Unguento su di noi. Vedi che ti fa tirare il pacchero su te stesso? No, è perciò No. ho fatto l'unguento. Ok, allora niente. Ma aspetta, il turno dove dobbiamo far stare lui in piedi un altro po'. Godo. Vai. Ok. Da qua così due qua ce la lo prendi, facciamo. sì. Vabbè, ci sali lo stesso ora. Ok. Lo zio è morto. Se gioca il tank è morto. No, non gioca il tank. Vaffanculo. C'era il dubbio. Facciamo sti Non pazzi. fa niente, non fa niente. È Ah, morto. È morto. Bastardo. Hai rotto un po' il cazzo se ti stai un secondo fermo. Vai oggi. Fermati un attimo. Schiatta. Fermati un attimo. Tocca a noi. Fermati un attimo. Vai. Tacci tu, Mamma. stai con uno d'energia. Sta Luca. a posto. E qua ce l'abbiamo fatta. Un po' di monete, un po' di cosciotti, Un po' di erba gatta. un po' di erba gatta e anche un level up. Allora. State sciarmate, Eri. Ok, questa è quella di prima. Se uccide qualcosa diventi l'alfa. Se sei l'alfa questo incantesimo infligge 5 danni aggiuntivo e liquido. Quindi arriva a 9 danni. Diventi l'alfa, mo adesso Allora, nessun effetto di per sé, solo un'unità può essere l'alfa. Alcuni incantesimi e abilità forniscono bonus per l'alfa. è questo qua.
aumenta di 5, quindi di base fa 4. Se noi uccidiamo con questo attacco ci dà il bonus alfa, l'attacco farà 9 e mettiamo anche la debolezza. Non è male, 4 danni non sono pochissimi. Però c'è il peto proibito, Gianmarco. Che fa, scusate? Infligge danno veleno 4 e genera contraccolpo in aria per le unità vicine. Ci saranno conseguenze permanenti per aver lanciato questo incantesimo. Questo secondo me ti toglie le statistiche, poi oggi ti fa venire la diarrea compulsiva. Ma si chiama peto proibito, capito, però su Eri no, peto proibito. Quindi dominio imposto. Dominio imposto. O peto proibito? No, dominio imposto. Dominio imposto. Dominio imposto. Dominio imposto. Peto proibito. Allora. Controlliamo solo questo e stacchiamo perché sto gioco è come le ciliegie, tira e il tempo passa. Cacca super grande. Allora c'è una cacca super grande. Secondo me è massiccio monumento alla defecazione. Allora, questa è una frase alla massiccio monumento alla defecazione. Buonanotte Regan. Buonanotte Regan. Che torreggia su di lei. Sì. Distruggi, mangia, esamina. No, distruggi. Quanti soldini? Capo da cazzo, 50 era monete. La super cacca oggi, sì. Mega caccone. Prendi tante monete. Allora, ci prendiamo stacchiamo qua perché sennò non ce ne usciamo più. No, allora, salva ed esci al desktop. Noi abbiamo le fogne. No, fogne. Ci sono altre 3 zone e noi non abbiamo neanche visto tutta la mappa qua. Va bene, salva ed esci al desktop. Ragazzuli belli. È stato un piacere. No, questo lo mandiamo nei prossimi giorni. Ma nuova serie. Che lo diceva a fare? Buonanotte a tutti, buonanotte Francescone. Buonanotte ragazzi belli. A domani. No, domani no. Dopodomani anche con lo State of Play. Buonanotte. Buonanotte. Grog.